No, è chiaro che è un'ordinanza assolutamente pretestuosa perché ha fatto una ordinanza per motivi igienico-sanitari, per mancanza di salubrità. Bene, allora si sarebbe potuto pulire la zona in altri giorni ed evitare di chiudere il mercatino e quindi di fare perdere un giorno di lavoro a centinaia di padri di famiglia o non permettere a migliaia di famiglie vittoriese di venire a fare acquisti convenienti in città. Quindi è chiaro che le vere motivazioni non sono quelle scritte in ordinanza, ma sono soltanto motivi repressivi e sanzionatori e punitivi nei confronti di una categoria di cui sicuramente fa parte qualcuno che ha sbagliato, qualcuno che ha sporcato la zona adiacente il mercatino, ma la mancanza di controlli non permette a nessuno di individuare i singoli soggetti e la responsabilità oggettiva è un concetto assolutamente sbagliato in questo caso. Chiudere, non permettere a centinaia, quasi 400-500 operatori di poter lavorare il sabato per colpa di qualcuno è un'assurdità. La cosa ancora più grave è che le associazioni di categoria hanno chiesto in questi giorni incontri con il sindaco che sono stati puntualmente rifiutati. Il sindaco ha chiuso le porte a un'intera categoria. Ritengo che in una città come quella di Vittoria questo non possa accadere più.